orientato su Power Action, 2,76 la quota, nei confronti di Perfect Step LF 3,11. Sostegni anche per Pacific Griff, Paper Cuff, Perignon. Macchina che va per lasciare i concorrenti, si ritrae Poesia d'Elite. Lotta per il comando con all'interno Pacific Griff, all'esterno Piperita Gar, più a largo il numero 5 Perignon. Si ritrae Piperita. Allora Perignon che rimane per linee esterne, mentre c'è anche Peredil Baba che trova la terza posizione alla corda davanti a Paper Cuff. Si arriva così al paletto dei 400 metri in 27,7 con natura sicuramente molto sollecita. Quando siamo adesso davanti alle tribune con Pacific Griff a condurre, 600 di corsa in 42,7. C'è il tentativo da parte di Power Action di sopravanzare il gruppo con un anticipo da parte di Paper Cuff. Power Action si sciroppa così una quarta corsia nella curva di destra. L'errore di Paper Cuff e quindi si va adesso di fronte con il chilometro che viene passato dalla testa della corsa in 1,13. C'è la squalifica anche per Possession Axe e allora si va adesso agli ultimi 500 di corsa con davanti sempre Pacific Griff nei confronti di Piperita Gar, con all'esterno Perignon, terza ruota costante per Power Action, poi la quarta per il numero 6 Perfect Step LF. Si va adesso in addirittura d'arrivo con il comando ancora Pacific Griff nei confronti del resto della compagnia, la quale prova ad emergere Perfect Step LF. Pacific che però nel finale riesce a mantenersi in evidenza. Pacific Griff su Perfect Step LF ancora Peredil Baba. 1,57,2 per Pacific Griff e Giampaolo Minnucci. 1,13,2 la media al chilometro. Questo è il responso quando siamo quindi a vedere le piazze con Pacific Griff che è riuscito a mantenersi in evidenza sin dal primo metro. 8,85 la quota per il portacolori della scuderia Mondial Sport allenato da Vincenzo Tufano, il secondo posto per il numero 6 Perfect Step LF, il terzo per linee interne.